Una pistola contro e quindi poi mi dicevano appunto stai fermo che ti sparo, stai fermo che ti sparo. Non ha potuto reagire né urlare. I rapinatori lo hanno atteso all'uscita del suo laboratorio orafo in Viale della Repubblica a Selvazzano e lo hanno minacciato con un'arma. Stefano Allegro ricostruisce gli attimi della rapina subita ieri sera. Sono uscito dal negozio, mi hanno puntato la pistola contro, mi hanno preso e portato dentro, mi hanno costretto ad aprire la cassaforte e mi hanno preso tutto quanto. Non mi hanno fatto male, però mi hanno strattonato e gettato a terra. I malviventi, che parlavano con un accento dell'est, l'hanno trascinato all'interno del laboratorio. Sapevano che a fine giornata potevano trovare tutti i lavori pronti per essere consegnati alle varie gioiellerie. Si sono fatti aprire la cassaforte, hanno portato via tutto. Prima di fuggire hanno rubato anche il cellulare, un bottino di circa 3.000 euro. Molti i gioielli hanno un valore più che altro affettivo per i clienti che attendevano la riparazione. Il livello di delinquenza si è alzato su una maniera impressionante e sì, adesso siamo messi malissimo. Infatti ho intenzione di chiudere l'attività perché non si può lavorare e vivere in questa maniera qui. L'artigiano orafo ora pensa di chiudere. Troppa violenza, difficile ripartire quando non si ha più nulla. Parole simili a quelle pronunciate sabato ai nostri microfoni da un'altra commerciante di Selvazzano che ha chiuso il suo negozio dopo che era stato svaligiato per ben 2 volte in un mese dai ladri. I carabinieri purtroppo sono limitati e hanno pochi strumenti per salvaguardarci e quindi siamo messi male, molto male.